Buongiorno da Sicilia 24, i titoli delle principali notizie. Dopo le temperature invernali dei giorni scorsi, caldo in arrivo e mete turistiche da tutto esaurito per il ponte del 1° maggio. Turismo, il grande flop del Sea Sicily, il progetto che doveva attrarre visitatori con fondi europei. La regione rischia un buco di oltre 11 milioni di euro. Troppi mesi senza pioggia, invasi quasi a secco, l'esperto razionare l'acqua è una necessità. Stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, la 13enne vittima del branco ha confermato al magistrato le accuse e raccontato tutto l'orrore subito. Ad Agrigento nasce il centro di ascolto per le dipendenze con particolare impegno contro la ludopatia, fenomeno in aumento. La musica di Max Gazzè in piazza da Cireale, l'artista ha infiammato i fans con i successi proposti in una chiave musicale ricca di contaminazioni e suoni della tradizione siciliana. Calcio, vigilia di campionato per le siciliane. In Serie B, rosanero contro la Reggiana puntano a ritrovare la vittoria. In Serie C, per il Catania sfida Verità con il Benevento, trasferta a Monopoli per il Messina. Bentrovati, caldo in arrivo e località turistiche da tutto esaurito. Dopo la beffa climatica del 25 aprile, la Sicilia si prepara a un fine settimana al ponte del 1° maggio con il bel tempo, con giornate da poter trascorrere tra mare e cultura. Roberta Lunghi. Oggi c'è il sole, ce lo dicono tutti, come fosse una notizia meravigliosa, e dunque i catanesi, ma anche i turisti, si preparano ad affrontare un fine settimana all'insegna del tempo buono e della colonnina di Mercurio che lascia sperare bene. Parola degli esperti del meteo che si spingono anche oltre le previsioni a brevissima distanza per disegnare una mappa fino al 1° maggio che non sarà solo rose e fiori. Domenica pomeriggio lungo le coste tirreniche i termometri potrebbero anche varcare la soglia dei 26, localmente anche 27 gradi, in particolare tra il palermitano e il messinese tirrenico. Una perturbazione di origine nordafricana ci interesserà da vicino a partire dalla giornata di martedì, ma nel corso della giornata del 1° maggio questa perturbazione è destinata a risalire l'Italia peninsulare, quindi a lasciare la Sicilia. In una giornata che sembra essere il preludio al caldo imminente che verrà, l'effetto della scia del ponte del 25 aprile racconta di un turismo presente ed entusiasta, di corse ed esercizi di fronte al mare e di timide presenze nell'amatissima spiaggetta nera di San Giovanni Licuti a Catania. Pianifichiamo il fine settimana che arriva e il 1° maggio? Noi che siamo catanesi, io vado a Siracusa. Catania and after this Etna. We are from Bulgaria. This destination is top location. Di certo il freddo non ha scoraggiato il turismo, soprattutto estero, solitamente programmato e che conferma l'isola al top delle preferenze ancora una volta e in prospettiva anche per il ponte del 1° maggio. La Sicilia gettonatissima e non solo dai turisti ma anche dai siciliani. Molti infatti preferiscono rimanere qui durante le vacanze, molti prenotano nelle strutture che sono sold out, ormai non esistono più i cosiddetti last minute perché tutto viene prenotato molto prima. Le mete? L'attenzione si divide equamente fra mare e cultura, grazie ai molteplici siti archeologici. Fra tutti poi c'è chi si accontenta di stare sulla propria panchina preferita, a guardare il mare e respirarne il profumo, ma guai a dire che si tratta di poca cosa. Il costume di sotto sembri. Ce l'ha anche adesso il costume? Ce l'ho di sotto che ho messo. Non si sa mai. Anche i ricambi mi porto ogni volta. Scandalo, soldi incassati e non spesi. Il progetto Sea Sicily doveva rilanciare il turismo in Sicilia negli anni del Covid, ma è stato un flop. La regione non ha utilizzato circa il 60% dei voucher per pernottamenti e servizi e non ha restituito i soldi. Bruxelles dunque non riconosce queste spese perché non fruite e la Sicilia rischia un buco di quasi 22 milioni di euro, 11 dei quali sono già certi. Maglio Viola.
Un buco da quasi 11 milioni di euro già certificato ed altri 10 milioni di euro a rischio. Sono le cifre del flop del programma Sicily lanciato dalla regione siciliana in pieno Covid per far ripartire il turismo nell'isola. Il buco è frutto del totale delle spese fatte con fondi comunitari ma che l'Europa non riconosce. Su 33 milioni e mezzo la Commissione europea non pagherà alla regione 10 milioni e 700 mila euro già spesi, mentre sono a rischio altri 10 milioni usati allo stesso modo ma non ancora verificati da Bruxelles. La regione dunque dovrà pagare queste somme di tasca propria. Questo perché il meccanismo utilizzato non ha funzionato. In pratica la regione ha pagato albergatori e tour operator per mettere i servizi a disposizione dei turisti. In seguito ha tentato di avere indietro le somme relative alle stanze e ai tour prenotati ma non usati, ma senza riuscirvi. Gli albergatori hanno opposto il principio in base al quale stanze e servizi prenotati sono rimasti a disposizione dell'amministrazione comunque. Ma Bruxelles non accetta queste voci e non pagherà servizi non fruiti. Per la maggior parte di queste somme si fa riferimento a due voci. Si tratta di 4 milioni di euro per i pernottamenti, quasi il 60% del totale dei voucher erogati, a cui si aggiunge una rettifica del 10% del valore di quelli utilizzati. La stessa cosa succede con i voucher per le escursioni e i servizi accessori, 3 milioni di spesa inammissibile corrispondente ai voucher non utilizzati, più una rettifica di altri 200.000 euro su quelli usati. Lo spettro della siccità è sempre più vicino. I dati dell'autorità di bacino fotografano invasi semivuoti. Per l'esperto il razionamento è una misura necessaria. Lorena Dolci. In Sicilia mancano all'appello 172 milioni di metri cubi d'acqua. In percentuale gli invasi hanno raccolto il 35% in meno rispetto all'anno scorso. Sono i dati dell'autorità di bacino che fotografano al 1 aprile una realtà sempre più preoccupante. Lunghi mesi trascorsi senza piogge hanno fatto scattare l'emergenza siccità, come l'anno scorso quando il peggio fu evitato grazie a piogge tardive. L'anno scorso la stagione fu salvata da queste piogge anomale di maggio e inizio giugno, no? L'anno scorso fu il maggio più piovoso di tutta la storia meteorologica della Sicilia. Quest'anno dovrebbe succedere la stessa cosa, solo che è molto improbabile, ecco, che accada. Miracoli a parte, quindi si corre ai ripari per salvare agricoltori, allevatori e anche la vita quotidiana. Nell'agenda della cabina di regia creata dalla regione siciliana ci sono nuovi pozzi, il pompaggio dei fiumi, dissalatori, mentre in varie città si impongono misure di razionamento. È assolutamente necessario in questo momento limitare i consumi e ridurli, diminuire adesso per non restare senza dopo. L'Ordine dei Geologi ricorda però le condotte Colabrodo, dove si perde quasi la metà dell'acqua trasportata. Cateno De Luca e il suo movimento Sud Chiama Nord si sono ritrovati sotto il pilone di Torre Faro. Hanno spiegato perché il loro è diventato un no al ponte. Francesco Triolo. Una serata all'ombra del pilone di Torre Faro, luogo simbolo per i messinesi, è quello scelto da Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, per alzare il velo sulle contestazioni del movimento al ponte sullo stretto. Una truffa di Stato, l'ha definita De Luca, un'operazione affaristica che interessa solo alcune lobby e attacca tutti, come solita la sua strategia in campagna elettorale, soprattutto il presidente della regione Renato Schifani per lo scippo consentito di 1 miliardo e 600 milioni al Fondo di Sviluppo e Coesione per fare il ponte, mentre tutto il resto non si farà più, ha detto De Luca. Al suo fianco il sindaco di Messina, Federico Basile, che ripete quanto già affermato nei giorni scorsi, ricorda che il progetto è del 2012 e dice non si può pensare di prendere un documento di oltre 10 anni fa, aggiornarlo cambiando la data e dire che quello è il ponte sullo stretto di Messina e poi sui tempi, prima di dire che si apre il cantiere a luglio perché il 9 giugno si vota, bisogna capire se quel cantiere può essere aperto. Insomma, Basile ribadisce la sua posizione, prima la città, quindi il possibile finanziamento dell'Unione Europea dopo l'inserimento nell'elenco delle opere transnazionali da parte del Parlamento Europeo. De Luca lo ha bollato come il bluff della Lega. Per di queste risorse mix tra fondo perduto e prestiti a lungo periodo, perché? Perché in base a quelle che sono gli indici che caratterizzano la nostra terra, la nostra Sicilia, il nostro meridione, era il territorio che aveva maggiore necessità di risorse per potersi risollevare.
Ha confermato quanto già raccontato ai carabinieri la 13enne vittima dello stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania. Uno degli imputati maggiorenni ha tentato di ribaltare le accuse dicendo che si era spogliata lei. Lorena Dolci. Separati da un vetro oscurato, da una parte c'è lei, la 13enne stuprata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini. Dietro la parete c'è il branco, i 7 egiziani, alcuni minorenni, accusati di avere messo in atto quella violenza. La ragazzina ripercorre quei momenti dell'orrore confermando il racconto già reso ai carabinieri. Lo fa nel corso dell'incidente probatorio che cristallizza la testimonianza nella fase delle indagini. La coppia di fidanzatini, sentiti uno dopo l'altro, non dovrà dunque ripeterla in aula una volta che il processo avrà inizio. L'incubo inizia con il gruppo che scopre la coppia appartata nei bagni e la filma. Il fidanzatino 17enne chiede di cancellare il video offrendo in cambio i pochi soldi, sigarette e un power bank. Poi la violenza vera e propria da parte di 2 egiziani. Dietro la porta chiusa del bagno, tenuto fermo a forza, c'è il fidanzatino, c'è chi lo picchia e chi vuole partecipare allo spettacolo. Esce uno, entra l'altro. Quell'attimo di distrazione e la fuga, la denuncia, gli arresti. Dicevo basta, chiedevo di smetterla, ma non riusciva a urlare, ha ribadito la ragazza. Contro queste parole uno degli indagati ha voluto fornire la sua versione. Lei era consenziente, si è spogliata, si è offerta lei per prima. Fondamentale sarà il racconto del fidanzatino difeso dall'avvocato Eleonora Baratta e dichiarato in grado di testimoniare dopo la richiesta di una perizia sulle sue condizioni psicofisiche causate da precedenti traumi. Adesso si attende la decisione del GIP sui 7 indagati, tutti detenuti e accusati di stupro di gruppo. Un 31enne è stato arrestato nel catanese per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta di aiuto della madre che era stata minacciata di morte dal figlio. La donna ha raccontato dell'ennesima reazione violenta del giovane dopo il suo rifiuto di dargli dei soldi. I militari hanno trovato e sequestrato 2 coltelli da cucina e un bastone di legno con una impugnatura in gomma. A 24 giorni dall'incendio doloso che ha distrutto il bar del lungomare di Catania, gli investigatori sarebbero vicinissimi a una svolta. È stato sentito il proprietario rimasto ferito e che si trovava all'interno del locale. Pochi dettagli mancanti per definire movente e responsabile. Roberta Lunghi. Lungomare di Catania, 24 giorni dopo la deflagrazione, l'incendio che ha colpito e distrutto il bar Cioccolato Caffè e che contestualmente ha creato gravi danni al palazzo soprastante dove si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione. E 24 giorni dopo gli investigatori della squadra mobile di Catania sarebbero vicinissimi a una svolta per l'incendio, la cui matrice era subito risultata dolosa a seguito dei rilievi e dell'informativa dei vigili del fuoco. L'interesse degli inquirenti si era sin dalle prime battute concentrato sulla figura del proprietario del locale distrutto, Alfio Leone, che quella mattina alle 5 all'atto dell'esplosione si trovava all'interno. Unitamente all'esame delle telecamere di sorveglianza che avrebbero fornito elementi utili alle indagini e le dichiarazioni di alcuni abitanti della zona, di fondamentale importanza è la possibilità di sentire proprio Leone. L'uomo, dopo alcuni giorni in rianimazione all'ospedale Cannizzaro per i gravi esiti dell'esalazione dei fumi, è stato ascoltato, ma al momento nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. Sembra comunque a un passo la definizione di movente e responsabile dello scoppio, mentre l'area interessata risulta transennata con i lavori della ditta che stava occupandosi della ristrutturazione della palazzina al momento fermi. MAS e Comune di Catania insieme per fronteggiare l'emergenza di scariche. Uno bonifica, l'altro preserva e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ripuliti oltre 3 chilometri di strada. Tonino De Mane. Uno bonifica, l'altro preserva. La sinergia tra MAS e Comune di Catania porta ad un primo risultato tangibile e sotto gli occhi di tutti, con una strada letteralmente ricoperta di rifiuti finalmente ripulita, dove adesso, grazie ad un sofisticato sistema di videosorveglianza, non si scorge neanche una carta. L'immagine che vedete è stata girata alla stampa dai vertici del MAS in un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Trantino, l'assessore all'ecologia Tomarchio e numerosi operatori del mercato agroalimentare. Oggi quella distesa di chilometri e chilometri di rifiuti ha ridotto
ridosso della SP70 in via Passo del Fico è tornata ad assumere le normali sembianze di una strada, a testimonianza che la prevenzione e la repressione funzionano sempre. Questa è la dimostrazione che quando uno fa il sistema poi i risultati li porta sempre a casa. Noi abbiamo chiesto la disponibilità all'amministrazione comunale, fammi bonificare quest'area, me la prendo in custodia io, ti metto le telecamere, li vado a collegare con i vigili urbani, il risultato è che dopo 2 mesi non troviamo più nemmeno un sacchetto di spazzatura. Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Tomarchio. Questa è un'operazione già conclusa. Il messaggio positivo è la sinergia tra i due enti, tra il MAS e il Comune di Catania. Un intervento molto atteso, anche perché si erano verificati incendi, deturpazioni varie dei soliti incivili. Invece abbiamo bonificato, ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo cercato di risolvere in modo strutturale il problema. Poi l'appello. Porre un po' più di attenzione, in fondo è casa nostra. L'incontro ha gettato le basi sul rilancio della zona, che necessita di ulteriori interventi strutturali. In arrivo fondi PNRR per la cronica mancanza di acqua e di illuminazione in un tratto da Bicocca a Contrada Iungetto, totalmente al buio e spesso teatro di gravi incidenti stradali. Dopo il telegiornale alle 14.30 su Telecolor torna il nostro ospite, il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento dunque con il sindaco oggi, subito dopo Sicilia 24 e dunque alle 14.30. Adesso una brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Tre catanesi, 2 uomini e una donna, sono stati arrestati dai carabinieri di Messina per diversi furti compiuti nei centri di Falcone e ad Oliveri, in una scuola, nella sede di un gruppo scout e in un deposito di barche e attrezzature sportive. I militari hanno anche individuato il luogo dove i 3 nascondevano la refurtiva, un appartamento utilizzato dagli indagati come base d'appoggio, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato un consistente parte del materiale rubato, poi restituito ai legittimi proprietari. Ad Agrigento è stato presentato e inaugurato il centro di ascolto per persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Davide Sardo. Uno sportello di ascolto per una dipendenza i cui numeri continuano a crescere in modo preoccupante, la ludopatia. L'obiettivo è quello di dare la possibilità di far emergere questa problematica sociale attraverso un canale un po' più defilato rispetto ai canali tradizionali quali i SERD, perché abbiamo capito che il ludopatico, in quanto soggetto malato, ha difficoltà ad avere consapevolezza della propria patologia. La provincia di Agrigento in Sicilia si piazza sempre al 3° o 4° posto rispetto ai dati della ludopatia. Sottolineo sempre che i dati sono falsati dal sommerso. Alcune famiglie lograno i rapporti a causa di queste situazioni. Qualche esperienza mia parrocchiale pregressa è stata legata a uno sfaldamento di qualche famiglia proprio a causa della ludopatia. Per aiutare quanti si trovano in difficoltà economica a causa del gioco d'azzardo patologico e del sovraindebitamento, la Caritas diocesana di Agrigento, in collaborazione con la cooperativa Sub Tutela Dei, ha realizzato e inaugurato un centro dedicato all'accoglienza, all'ascolto e all'orientamento di giovani e adulti vittime delle vecchie e nuove forme di dipendenza, con particolare attenzione alla ludopatia. Il progetto del centro di ascolto, che si trova in via Barone 2 nel centro storico, all'interno del locale della Fondazione Mondo Altro, è stato presentato durante un convegno dal titolo Disturbo da gioco d'azzardo e sovraindebitamento presso il Palazzo Vescovile di Agrigento. Max Gazzè Incanta Cireale apre ufficialmente l'edizione 2024 della Festa dei Fiori. L'artista, accompagnato dalla Calabria Orchestra, ha portato sul palco i successi più amati dal pubblico in una veste inedita, ricca di contaminazioni e suoni tipici della tradizione siciliana. Desiree Ferlito. È tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento d'estate. Un
gigante della musica italiana ha aperto ad Acireale la tradizionale Festa dei Fiori. Max Gazzè si è esibito in Piazza Duomo nel suo riuscitissimo spettacolo Musica e Loci in compagnia della Calabria Orchestra. Conosciuto per l'innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè con il suo spettacolo unisce le sue caratteristiche note vocali con un'orchestra popolare che rievoca le tradizioni locali. L'artista ha portato sul palco le sue canzoni in una veste inedita, piena di colori e suoni tipici della tradizione siciliana. Musica e Loci è uno spettacolo che cambia forma e si arricchisce ogni volta di diverse sonorità legate al territorio. Lo spettacolo vive di contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Percussioni, tamburelli, violini e chitarre si sono fusi ieri ad Acireale con le sonorità di Gazzè, incantando il pubblico presente. Adesso una pausa, poi il calcio con il Palermo, il Catania e il Messina. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà la Reggiana di Nesta. Dubbi a centrocampo per Mignani. In avanti si va verso la conferma del tandem Brunori-Mancuso. Marco Gullà. Nelle ultime 5 partite in campionato il Palermo ha raccolto solo 3 punti, una media da retrocessione. Nelle ultime 9 invece ha vinto una sola volta e per lo più contro il Lecco, ultimo in classifica, segnali che il Palermo non è ancora guarito. La partita però di domani contro la Reggiana al Barbera può rappresentare un trampolino di rilancio, soprattutto in ottica sesto posto, visto che il Palermo, se dovesse tornare alla vittoria, ipotecherebbe la qualificazione ai playoff con il vantaggio di poter giocare la prima partita in casa e passare il turno anche pareggiando. Non poco. Michele Mignani dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha pareggiato contro il Parma. C'è da registrare però il rientro a pieno regime di Ranocchia, che torna disponibile dopo un mese. Il tecnico valuta il suo inserimento anche a gare in corso. 2 gli indisponibili, Basic sulla via del recupero e Di Mariano che tornerà per i playoff. In avanti si va verso la conferma del doppio attaccante con Mancuso accanto a Brunori, ancora panchina per Soleri, Insigne e Traoré. Domani è il bivio della stagione del Catania in casa contro il Benevento. I rossazzurri puntano ad evitare i play-out e ad accedere ai play-off, ma le combinazioni sono diverse. Intanto il tifo si stringe alla squadra di Zeoli. Francesco Triolo. Catania che vuole trascinare il Catania, il Massimino va verso il pienone assoluto, tra biglietti venduti ed abbonamenti staccati ci saranno oltre 18.000 spettatori contro il Benevento, esaurite le 2 curve così come la tribuna A inferiore, ci sono pochissimi biglietti ancora per la tribuna B, un segnale di amore e di vicinanza alla squadra di un'intera città nell'ultima gara della stagione regolare, la più importante, o i play-off agguantati anche grazie ai risultati degli altri club, oppure play-out nel malaugurato caso in cui la squadra dovesse perdere e Monterosi e Turris dovessero fare risultati. Una girandola di ipotesi che in questi giorni sono state passate al vaglio. La squadra dal canto suo ha lavorato in maniera intensa, Zeoli recupera Bois, Marsura è squalificato, Rapisardo e Sturaro sono da verificare, insomma le incognite sono diverse. L'allenatore inoltre dopo aver scelto il 3-5-2 dovrà sciogliere il dubbio legato al portiere. Furlan potrebbe tornare tra i pali, in caso contrario si dovrà fare affidamento su Albertoni. In avanti si va verso lo schieramento dall'inizio della coppia Cianci di Carmine, in mezzo potrebbero agire Welbeck, Quaini e Zammarini con 2 esterni veloci, Bois da una parte e Cicerelli Ocelli avanzato dall'altra. In difesa probabilmente toccherà a Castellini con Tec e Monaco. È inutile girarci intorno, domani sarà una partita nella partita, ci saranno tante situazioni emotive e vedendo la classifica e la squadra invece deve rimanere concentrata solo sulla partita, chi parte dall'inizio
non pensando ad altre cose che succedono su altri campi, perché ancora siamo padroni del nostro destino. Il Messina, già salvo matematicamente, è impegnato domani in trasferta contro il Monopoli. Modica potrebbe impiegare chi ha giocato meno nell'ultima fase di campionato. Sergio Colosi. La partita contro il Monopoli non ha alcun valore per la classifica del Messina, ma nonostante ciò si porta dietro alcuni temi che rendono interessante la sfida in Puglia. Innanzitutto potrebbe essere l'ultima gara con Giacomo Modica sulla panchina giallorossa. Il tecnico, dopo un'ottima stagione, è disponibile a trattare il rinnovo con la società, che però fino ad oggi non lo ha chiamato e le parti non sembrano per nulla vicine. Ancora di più dopo la contestazione dei tifosi al presidente Pietro Sciotto, reo di scarsi investimenti e di una stagione approssimativa con parecchie lacune organizzative e tecniche. Nulla di nuovo quindi rispetto al passato e sulla salvezza brilla il rendimento di Modica e della squadra, quanto basta per oscurare Sciotto e renderlo ancora più taciturno del solito. A Monopoli c'è curiosità per capire se la contestazione dei tifosi proseguirà anche in trasferta, partita dove le motivazioni potrebbero fare la differenza. Messina salvo e Monopoli vicino ai play-out, previste novità di formazione in tutti i reparti, spazio a chi negli ultimi mesi ha giocato di meno. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.